Bene, un buongiorno, un saluto a tutti, un benvenuto a chi oggi da Due Ville è arrivato fino a Palazzo Ferrofini. Tra le festività di fine luglio e inizio agosto, la Fiera di Due Ville nel Vicentino, originariamente dedicata principalmente al mercato degli animali da stalla e da cortile, è un appuntamento di tutto rilievo e per la vivacità, allegria che attraversa nei suoi appuntamenti che ci verranno presentati appunto quest'oggi. Per molti vicentini e per un vasto hinterland che ruota attorno a questa città, la sagra di Sant'Anna vede il suo momento topico nella colazione della mattina a base di trippa. L'anno scorso assolutamente marca visita, quel giorno c'ero visita nello stand. Prodotto Deco. Sono testimonianze da almeno 120 anni, dal 1889, ed erano legate all'antico mercato del bestiame, già che gli allevatori usavano concludere i loro affari appunto mangiando un piatto di trippa. Ed essendo le trattative di compravendita svolte all'alba, per evitare la calura estiva, la trippa era il piatto principale per la prima colazione. Ancora oggi in molti non perdono l'occasione appunto di gustare questa leccornia estiva. Ma non c'è solo trippa a Due Ville, c'è innanzitutto una realtà storica, antica, e se il periodo longobardo non fosse così tralasciato nella scuola e ricerca italiana, Due Ville sarebbe probabilmente una delle località di studio e di ricerca più importanti di tutto il settentrione italiano. Certo, il centro era già abitato in epoca pre-romana e testimonianza del ruolo di cerniera tra questa cittadina e l'ambito pedemontano, e non poteva essere appunto altrimenti, perché altro grande elemento che caratterizza la realtà, oltre alle sue splendide ville, iniziare da Villa Monza del Muttoni, per poi passare a Villa Porto Pedrotti e Villa da Porto Casarotto, il Villino Rossi da Schio e Villa Faldinelli Bedin, è l'acqua, le risorgive. Consiglio a tutti di andare a visitare le risorgive del Bosco di Due Ville, le sorgenti del Bacchiglione, con acque limpide e temperatura appunto costante, 11-13 gradi, un microclima ideale che favorisce la presenza di specie rare. È uno spazio per molti motivi sorprendente, diviso in 3 aree distinte e aperta anche al pubblico. Quindi Due Ville diventa veramente un centro per chi volesse, specialmente nel periodo estivo, fare e visitare appunto cose magari appunto non usuali. Però un ringraziamento va sicuramente per la sagra di Sant'Anna ai tanti volontari che rendono possibile e riescono a fare di questa festa una grandissima festa appunto in questo periodo. La Proloco, che è sempre sul pezzo ed è organizzata in maniera assolutamente encomiabile, insieme a tante Proloco del nostro territorio, che sono il cuore e il motore di tante comunità locali di cui difendono e promuovono identità, tradizioni, culture, bellezze e memoria della nostra terra e del nostro popolo. Si deve cominciare a perdere la memoria anche solo a perdere la memoria anche solo a brandelli di ricordi, per capire che in essa consiste la nostra vita. Senza memoria la vita non è vita, la nostra memoria è la nostra coerenza, è la nostra ragione, i nostri sentimenti, persino il nostro agire. Senza di essa non siamo nulla, diceva Buñuel, un grande regista spagnolo, e queste parole spiegano da sole l'importanza della difesa delle tradizioni e la ragione anche di tante feste, sagre, fiere che segnano il nostro Veneto. Terra di grande storia, ma anche di un popolo dal cuore grande, come dimostrano bene appunto i tanti volontari che quotidianamente danno vita e sostanza a quel valore che è la solidarietà, e che a Due Ville in questi giorni si coniuga anche con allegria e il piacere di stare assieme. È meglio, secondo me, sganciarsi da qualche social e passare qualche ora in compagnia sicuramente nelle piazze di Due Ville nelle prossime giornate, per incontrare persone vere e vita vera. Per una sera appunto spegniamo la televisione, chiudiamo i computer e i tablet e andiamo a divertirci con allegria. Lascio la parola all'amico Giuliano Stivan. Prego. Io ringrazio il Presidente del Consiglio, ringrazio la Regione di questa ospitalità. Non posso nascondere l'emozione che provo oggi a essere qui assieme agli amici della Proloco, perché nelle mie precedenti esperienze avevo avuto modo di
misurare altre formazioni che fanno questo tipo di attività ben organizzate. Bene, posso dire che, l'ho già detto a qualcuno di voi, che lo stupore con cui mi è stato presentato il vostro sistema di operare è grande, nel senso che la forza di questa organizzazione, di questa, sicuramente l'età. Io la cosa bellissima che vedo qui fra voi è che ci sono tantissimi giovani e questa è la garanzia del futuro, che l'attività che ormai da 100 anni viene portata avanti verrà portata avanti nel seguito. Ma è proprio il fatto organizzativo, nel senso che a me la cittadinanza dà il compito di ringraziare voi per tutto quello che fate, e lo fate in modo significativo e importante, perché effettivamente riuscite a coniugare buona volontà, disponibilità e tempo al servizio di un evento che, come diceva un attimo fa il Presidente, è destinato a durare ed è la nostra ricchezza. Grazie a tutti. Chi lavora sul serio, o chi coordina chi lavora, insomma, vediamo, ma appunto veramente un grazie anche per l'invito dell'anno scorso, che è stato molto gradito dal sottoscritto, e anche ho avuto modo di apprezzare la colazione tosta mattina del mercoledì. Prego. Buongiorno a tutti, vi ringrazio intanto per l'ospitalità e l'opportunità di essere qui per presentare la nostra associazione. Io sono Stefano Dalferro e da 2 anni sono presidente della Proloco di Due Ville. La nostra manifestazione dura 6 giorni, appunto dal 26 al 31 luglio, e siamo divisi in 3 aree. La prima area al centro, allo stand gastronomico, comunque ogni sera, a parte la colazione impegnativa del 31, ha piatti di ogni tipo, e di fianco allo stand gastronomico abbiamo la pista del liscio, dove ogni sera ci sono degli spettacoli live con ospiti anche a livello nazionale. La seconda area è l'area giovani, dove anche lì ogni sera ci sono dei live e delle serate appunto discoteca per gli amanti della buona musica. E l'ultima area, ma non la meno importante, è l'area enoteca, dove ogni sera anche lì, oltre a degustare del buon vino, possiamo assaggiare dei prodotti tipici della zona e dei vini che sono stati ricercati da tutti i volontari, quindi meritano un plauso anche per questo. Poi, ritornando al mercoledì, la giornata conclusiva, si parte appunto alle 7 del mattino, stand aperto per la colazione con le trippe, e a mezzogiorno appunto con i soliti piatti che abbiamo anche ogni sera. Poi si conclude con lo spettacolo pirotecnico che tanti ci invidiano. Tutto questo non è possibile solo grazie a noi, ma anche a altre associazioni del paese, la Sport School, l'associazione Corri con Noi, il Comitato Genitori e la cooperativa l'Eco Papa Giovanni XXIII. Con questa cooperativa abbiamo iniziato da un paio d'anni una collaborazione per cercare, appunto, per un progetto inclusivo con ragazzi di disabilità e provenienti da case e famiglia, appunto per introdurli nella società e dare loro una possibilità di passare delle serate in allegria e di portarli verso magari anche un posto di lavoro. Altra cosa, ovviamente noi non possiamo essere il futuro sono i giovani, ce ne sono qua una piccola rappresentanza, che ci danno una mano, hanno entusiasmo e quindi noi crediamo molto in loro e crediamo anche nelle nostre radici del nostro gruppo Baglio, che ci supporta e ci dà una mano da sempre. Ultima cosa, noi cerchiamo come novità, come impegno di passare al green, cioè avere piatti compostabili, cercare di diminuire i rifiuti e quant'altro, e cercare dei fornitori che siano più del territorio e della filiera locale. Quindi non mi resta che darvi il benvenuto alla nostra sagra e vi aspettiamo. Assolutamente, anche quest'anno cercherò di onorare il mercoledì mattina e l'ho visto anche l'anno scorso, appunto, veramente questa attenzione a, diciamo, a rendere questa festa anche
sostenibile dal punto di vista ambientale l'ho vista appunto nel come organizzate anche sì, il materiale e come viene distribuito appunto e gestito l'area food, quindi veramente complimenti. Però appunto torno a rimarcare, è proprio una festa al momento giusto, fine luglio, gente che vuole uscire, divertirsi, belle giornate, posto che si presta anche dal punto di vista logistico, è comunque un'area anche gradevole da utilizzare e da arrivarci. Quindi anche da parte mia, essendo anche relativamente vicino di casa, un arrivederci a Due Ville nelle prossime giornate, sera, mattine o appunto pure quando ci sono appunto spettacoli e iniziative che rendono veramente importante questa festa per tutto il Vicentino e tutto il Veneto. Grazie ancora e buon lavoro per i prossimi giorni. Grazie.